Naturalmente l'interesse per la lacca giapponese non nasce oggi, assolutamente. Questo museo ha una collezione molto importante e appunto il lavoro che è stato fatto negli anni passati, ormai da 40 anni, è stato un lavoro veramente indefesso, appunto anche e soprattutto assolutamente di Fiorella Spadavecchia. È il mio piacere dunque presentare Fiorella, scusate perché la mia maestra nel lavoro mi ha insegnato tutto assolutamente. È stata funzionario del Ministero della Cultura dal 1997 al 2015. Nell'ambito della soprintendenza di appartenenza ha svolto tutti gli incarichi istituzionali relativi al suo ruolo di storica dell'arte, assumendo la direzione di molti settori e progetti ministeriali. Dal 1994 al 2015 è stata direttore di questo museo, ruolo che ha svolto con grandissima passione e competenza, meritando diversi premi e riconoscimenti da parte giapponese, ultimo dei quali, come per Donatella Failla, l'alta onorificenza Ordine del Sollevante Raggi d'Oro con Rosetta, conferitale nel 2016. Grazie. Il mio incontro con la lacca giapponese risale all'inverno del 1979. Non ci sono parole che sappiano descriverlo meglio di quelle che agli oggetti laccati dedica Tanizaki Kunichiro nel suo libro d'ombra, Un lei Aizan, Filologia dell'ombra, uno scritto del 1933. La più recente traduzione dell'opera è di Lisa Donati, pubblicata da Marsilio nel 22. Il brano che vi leggo è tratto dai classici degli anni del 1988, dedicato all'opera di Tanizaki a cura di Adriana Boscaro, la traduzione di Atsuko Rikatsuka. Solo la penombra consente di ammirare la verità di una lacca. Si direbbero tinte per accumulo, ottenute sovrapponendo molti strati di oscurità, quasi per materializzare le tenebre circostanti. Un cofanetto, un tavolo minuscolo, una mensola a muro, tutti quegli oggetti in legno laccato, così spesso decorati con disegni in polvere d'oro o d'argento, il maquillé, possono, se una luce troppo intensa vi cade, offendere gli occhi e apparire lampanti, persino volgari, ma lasciate che per qualche tempo le tenebre li intrigano e poi esponetevi non agli splendori del sole e dell'elettricità, ma ai deboli vizi di un lume ad olio o di una candela. Subito assumeranno una fisionomia grave, sobria, nobilmente riflessiva. Gli artigiani di una volta, quando applicavano la lacca e la decoravano di maquillé, avevano in mente locali fiocamente illuminati. Doravano sino alla profusione e alla stravaganza, perché conoscevano i segreti dell'ombra e la magia dell'oro, che perfino nel buio più fitto sa scoprire e attirare pagliuzze di luce. Chi per primo spannò oro sulla lacca non pensava a un ambiente luminoso dove il disegno sarebbe subito apparso nella sua interezza, ma a una stanza annegata nella penombra, dove le parti del disegno si stagliassero e badiginassero ambiguamente una dopo l'altra contro un fondo scuro. Che un disegno così smagliante resti per noi in gran parte nascosto ed enigmatico ci turba e ci incanta. Sulla superficie laccata i disegni d'oro imprigionano filamenti di luce, altri filamenti scendono come rivoli sul pavimento e vi formano pozzanghere luminose. Tutte queste fosforescenze notturne sembrano misteriosamente tessere un arazzo prezioso e voler interamente decorare la notte di disegni alla maquillé. Quella che Tanizaki sembra descrivere è la particolare suggestione che vedeva il visitatore del Museo d'Arte Orientale di Venezia della fine degli anni 70 e primi anni 80. A me ben nota, molto cara. Che bene sia data a suscitare l'emozione di quegli anni, quando il museo, aperto solo poche ore al giorno, senza luce artificiale, offriva il mistero del maquillé. Non ci sono luce elettrica né didascalie nel museo di quegli anni, ma l'effetto degli oltre 1000 pezzi di maquillé, scatole di tutte le misure per tutti gli usi, spesso misteriosi,
stipate in 15 vetrine da muro e da tavole in sala 10, è assai suggestivo e con la sola presenza e quantità è capace di comunicare al visitatore di essere di fronte a una produzione di eccellenza, la consuetudine di ricchi committenti di riporre ogni genere di articoli della vita quotidiana in preziosi contenitori, l'attenzione alla natura, amorevolmente declinata in infiniti diversi motivi decorativi. Ma non sempre ciò che appaga il nostro immaginario e consente di entrare in empatia con un mondo altro da noi si rivela altrettanto efficace alla conservazione. Quella del Museo di Venezia è dal 1928 un'esposizione permanente in inconsapevole contraddizione con la cultura espositiva privata e pubblica giapponese, nonché con le disposizioni di tutela delle opere d'arte del paese per cui vige il criterio della rotazione. Nino Barbantini, museografo e critico d'arte, protagonista indiscusso della cultura veneziana dell'epoca, direttore della Galleria d'Arte Moderna e artefice del museo, così lo descrive, a commento della pianta progettuale del terzo piano di Capesaro, 12 sale di mostra di dimensioni regolari, ben illuminate, ben disimpennate. Il 3 maggio 1928, quella che era stata la collezione privata di Enrico di Borbone diventa, come da decreto di istituzione, il Regio Museo Orientale Marco Polo. La raccolta, dopo alterne vicende, è di proprietà dello Stato ed è trasferita a Capesaro da Palazzo Milano Calergi, sua sede originale, in forza della convenzione tra Stato e Comune di Venezia del 1925. Non stancherò mai di ripetere, il museo non è ospitato a Capesaro, il museo è qui per convenzione. Nasceva una delle più cospicue e complete raccolte di arte giapponese del periodo Edo fuori da Giappone. Oltre alle sale 9 e 10 dedicate al machiere, il museo contava una sala ormai scomparsa dedicata alla lacca cinese, alla lacca rossa intagliata, mentre la portantina ed altri suppelletti di provenienza dell'Asia sudorientale, prevalentemente decorate in madreperla, erano allestite nel percorso di visita. Dunque un ampio campionario della produzione dell'Asia sudorientale. L'esposizione non aveva locali di decorazione. Le leggi di tutela che avrebbero impedito l'uscita di un così gran numero di oggetti fuori dal territorio giapponese, del Preservation of Important Art Objects Act, in particolare, sarebbe entrato in vigore, torniamo indietro, oltre, dicevo, sarebbe stato entrato in vigore nell'aprile del 1933, a frenare l'esodo di capolavori e non del patrimonio artistico e artigianale, bloccando per esempio l'esportazione in Svizzera della collezione di Ugo Alfonso Casal nel 1942, nucleo centrale dal 1942, soprattutto per quel che riguarda le lacche, del museo di Osaka, molto simile alla collezione di Enrico di Borbone. I danni provocati in oltre 50 anni dalla continua esposizione alla luce e alla polvere al terzo piano sotto tetto di Capesaro, freddo d'inverno e caldo d'estate, siamo ben lontani dalle prescrizioni ottimali dei 20 gradi di temperatura e del 60-65% di umidità relativa per gli oggetti visti, non erano facilmente sanabili. Le opere erano in uno stato di conservazione inimmaginabile. Ma non c'è nulla. Speriamo che si cancelli anche dopo. Le opere, dicevamo, erano in uno stato di conservazione inimmaginabile per qualsiasi cerchiamo questa, inimmaginabile per qualsiasi conservatore giapponese e anche non giapponese, e doloroso per gli esperti giapponesi che in diverse missioni governative collaborarono all'esame della collezione, vennero operati da taglio, per paraventi, per armature, per kimono, per lacche, per la sticaria nudista. La prospettiva del trasferimento a breve in una sede adeguata, nel 1981 lo Stato aveva acquistato per il Museo Palazzo Marcello, destinato a museo nel 1993, ma ahimè, come sappiamo, questo trasferimento non è ancora avvenuto. Ma motivò la scelta di conciliare
la salvaguardia degli oggetti col mantenimento in opera per quanto possibile dell'allestimento storico. Il progetto fu condotto per lotti con fondi ministeriali e quelli della legge speciale per Venezia. Si programmarono gli interventi più urgenti dal punto di vista conservativo. Ecco, forse qui vale la pena vedere come sia la sala degli strumenti musicali che la sala dei teatri delle ombre, adesso c'è qualche mutamento in corso, ma molto minimo, come soprattutto la sala delle ombre è, nonostante numerosissimi interventi per la salvaguardia della conservazione degli oggetti, poi restaurati anche quelli in alcune parti, tutti per quanto riguarda i batik e alcune figure del teatro delle ombre, che però insomma, hanno conservato questa fisionomia ancora opera diciamo di Panizzi, che poi aveva fatto due e gli stessi due riordini nel 1937 e nel 1945. Dicevamo che si programmarono gli interventi più urgenti dal punto di vista conservativo e più qualificanti da quello espositivo, trattamenti di disinfezione, disinfestazione di opere e arredi, il ritiro dall'esposizione di paraventi e di armature, lo smontaggio da supporti inadeguati di kimono, di abiti cinesi, di teli d'ardobo inchiodati direttamente alle pareti, collocati in aree del museo così compromesse da non poter essere più riallestite. La modifica delle vetrine per il Kakemono, tutti appoggiati direttamente alle lunghe pareti. E di quelle di ambienti di raffinata e ripetibile definizione come sala 2, così poco adatte alla movimentazione in sicurezza delle opere. Si è cancellata anche la precedenza economica. No, nella sala 2 dove sono esposte le sale delle lacche, noi vediamo la vetrina, una sala raffinatissima che Baldantini allestisce con elementi originali giapponesi, che prendeva da un padiglione giapponese e mezzo, adesso non andiamo in dettaglio, e naturalmente le misure sono tali che non può mettere le selle in posizione normale, lo deve girare, e già questo è un handicap. Ma nella conservazione, per arrivare a prendere gli oggetti estremi nelle vetrine, bisognava smontare la vetrina e entrare dentro la vetrina per poi fare la manutenzione. Tutto questo è stato ovviato semplicemente tagliando, asportando la parte centrale e rendendo scorrevoli i laterali. Quindi l'attenzione è sempre stata quella di conservare questo allestimento originale perché è prezioso, uno dei pochi ancora parzialmente in opera, e la sala c'erano i disegni tecnici, purtroppo ho dovuto spiegarlo io a voce. Le lacche, un altro esempio, le lacche in sala 9 erano inaccessibili senza smontare le vetrine sovrastanti e fu necessario modificarne l'apertura, ora si aprono dall'esterno. Le Suzuki di Bacco, ecco adesso ci arriviamo, le Suzuki di Bacco tappezzano le pareti d'angolo della sala 10, sono collocate in verticale, in appoggio, cornici limitate, in vetrine ad una sola anta. Il peso della pietra su cui sfregare il bastoncino d'inchiostro ha creato microfessurazioni lungo le fughe di giunzione del corpo delle scatole. Separare le pietre dalle scatole è stata la soluzione adottata al momento dell'intervento di manutenzione volto alla messa in sicurezza e a sanare il danno della scelta espositiva senza intervenire sull'allestimento originale. Si resero necessarie spolverature condotte sempre dai restauratori. Adesso dovete scusarmi, ma volevo ricordare in questa sede dove sono numerosissimi restauratori, volevo ricordare Mara Guglielmi, la nostra cara collega, che è mancata qualche mese dietro, inverno, e che ha lavorato qui a lungo, prima di trasferirsi in America, e facendo ogni tipo di lavoro, dalla collaborazione all'inventario, che quello non fa per me, fino alle spolverature, a molti lavori molto al di sotto delle sue qualità e delle sue capacità riconosciute da tutti,
ma con generosità si è stata per anni a lavorare al museo in questa opera appunto di messa in sicurezza il più possibile degli oggetti. Allora, si resero necessari programmatiche in continuità in presenza di vetrine non attenuta, dove non si riesce a controllare l'umidità relativa, che per fortuna a Venezia si è sempre mantenuta piuttosto alta, senza bruschi cambiamenti nell'avvicinarsi delle stagioni, almeno fino ai più recenti cambiamenti climatici. Le operazioni vanno di pari passo con il restauro, l'immagazzinaggio dei materiali più fragili e l'allestimento del deposito, mentre si prende avvio il monitoraggio ambientale e delle vetrine. Nel 2002 si firma la convenzione con Capesaro per l'apertura prolungata. È necessario rinnovare l'illuminazione delle sale e gli apparati didattici. La successiva illuminazione a LED e per le lampe, l'espediente delle coperture a rotazione delle vetrine sono condizioni più consone alla fruizione e alla conservazione, ma né la pronta messa in opera delle pellicole anti-UV fino agli anni 80, né la copertura a rotazione delle vetrine può affermare il degrado irreversibile operato dalla luce, e di questo le lacche portano un segno. L'azione prolungata e diretta dei raggi UV provoca la riduzione irreversibile delle luci con la formazione di un fitto reticolo di microcrater non sempre visibile ad occhio nudo, che rompe le lamine corali interne della lacca, rendendo l'intera superficie igroscopica frammentata, sensibile all'azione meccanica della lacca, e di questo si parlerà dettagliatamente con più competenza tra poco. Dal settembre 92 all'agosto 93, per iniziativa del Tokyo National Research Institute of Cultural Property e grazie al finanziamento della Sumitomo Foundation, è presente al museo Arai Aruna, la cattrice e restauratrice presso l'Istituto di Tokyo. L'esame delle opere non può che confermare i danni irreversibili della luce con conseguente opacizzazione delle superfici. Evidenzia inoltre consunzione dei decori, perdita di materia, fessurazione dei supporti, in alcuni casi sollevamento delle lamine d'oro, muffe, polvere persistente, danni meccanici e strutturali dovuti anche a inadeguati imballaggi e trasporti nelle frequenti movimentazioni della collezione Bardi. La presenza di malaccorti restauri, sappiamo dell'abilità del custode Ganzer nell'aggiustare ceramiche e altri oggetti delicati. Aruna Arai restaura alcuni pezzi, sakazuki, articoli militari, si rende disponibile alla realizzazione del filmato che ancora è esposto in museo e accetta la formazione di una restauratrice che la proseguirà in Giappone il suo tirocinio. Tornata a Venezia, Giasmina potrà condurre alcuni necessari interventi di manutenzione ordinaria dal 99 di Sakazuki, nel 35, no, dei Sakazuki non ci sono, ma nel 2003 il restauro di corredo di serie Staffel da Parata, datato 1671 grazie a un finanziamento della Sumitomo Foundation, e nel 2003-2004 33 sul Bacco. Nel 2005 il restauro degli strumenti musicali di Sala 12 e di alcune scatole di diverse destinazioni, come abbiamo visto per esempio nella esposta alla mostra delle gallerie dell'Accademia. Partecipa inoltre al gruppo di lavoro per il settore lacca, appunto, nel restauro di 5 tra le più pregevoli armature del museo negli anni 2001 e 2002. La manutenzione prosegue con fondi ordinari nel 2012, con finanziamenti dell'appena costituito Comitato Venezia Avvenire nell'ambito dei comitati privati UNESCO e da Beatrice Falconi, che svolge gli interventi più urgenti per fermare il degrado di serie state di Sala 2. Tra i danni irreversibili degli oggetti in lacca da non sottovalutare è l'assenza dei contenitori originali. Le opere infatti sono prive delle scatole in cui erano conservate. È una perdita grave. Tanto più poiché assai scarse sono le informazioni sull'acquisto degli oggetti in lacca che possiamo desumere dal diario ottenuto durante il viaggio del Conte Bardi. La scatola, in presenza di un elevato tasso di umidità, ha anche una funzione protettiva perché non si apre. Tutte le scatole, contenitori preziosi, sia per le informazioni che forniscono sul contenuto
e che per il materiale in cui sono realizzate, il pregiato legno di Paolonia, sono state considerate semplici imballaggi e eliminate. Che ciò sia avvenuto ad opera degli antiquari Carrera o a Calergi o a Capesa, poco importa, ma è significativo che la prima lezione dell'International Course on Conservation of Japanese Lacquer, istituito nel 1999 in cooperazione con l'ICRON per la conoscenza e la conservazione della lacca fuori del Giappone, per 10 tra conservatori e restauratori provenienti da tutto il mondo, a cui ho partecipato a Tokyo nell'ormai lontano 2003, vertesse proprio sul significato di questi contenitori, come maneggiarli, come estrarre e riporre le opere in essi contenuti per l'esposizione in museo e nel museo. In conclusione, la prospettiva del restauro delle lacche giapponesi fuori dal Giappone, esposta nel novembre 1993 da Rina Rai negli atti dell'International Symposium on the Conservation che si tenne a Tokyo National Research Institute of Cultural Properties, non sembra superata, a mio avviso. In quella sede la Rai, con determinazione tutta giapponese, indicava 3 possibili soluzioni per il futuro del restauro delle collezioni di lacche giapponesi fuori dai confini del paese. Primo, trasferimento dei pezzi in Giappone. Secondo, trattamento dei pezzi a cura di un restauratore giapponese fuori dal Giappone. Terzo, formazione di un restauratore straniero in Giappone per consentirgli in seguito di operare nel suo paese secondo tecniche giapponesi. Nonostante siano passati 30 anni da quell'esperienza, davvero pochi nella millenaria storia della lacca, l'esito del nostro corso sarà forse l'occasione per qualcuno di voi di dedicarsi in Giappone al lungo ma affascinante cammino del macchietto.